benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Con la solenne processione si sono conclusi i festeggiamenti in onore di Nostra Signora dell'Orto, patrona della città e della diocesi di Chiavari. Nel giorno del 3 luglio, Monsignor Domenico Pompili, vescovo di Verona, ha celebrato la Santa Messa nella cattedrale chiavarese di Nostra Signora dell'Orto e noi lo abbiamo intervistato. Prima volta a Chiavari? Sì, la prima volta, anche se ero passato andando verso Genova più di una volta in realtà, l'avevo visto sempre dall'alto dell'autostrada in mare. La devozione mariana però accomuna un po' tutte le diocesi, non c'è un territorio che non abbia un riferimento mariano. Come ha vissuto questa mattinata con i chiavaresi? Non c'è chiesa che non abbia un riferimento mariano, perché Maria riesce ad aggregare tutti senza distinzione alcuna. E perciò qui, sotto il titolo di Nostra Signora dell'Orto, a Verona per esempio sotto il titolo di Madonna del Popolo, ma certamente la figura di Maria, così come i Vangeli ce la fanno intendere, è capace anche oggi di essere un riferimento, soprattutto in due questioni che la rappresentano bene: la sua capacità di ascolto e la sua forma di cammino continuo. Ecco, forse questo ci stufa un po', il fatto di essere continuamente in cammino, eccellenza. Questa sera i chiavaresi, non solo, anche a Rapallo, le feste in onore di Nostra Signora di Montallegro si metteranno in cammino. Come recuperare la gioia del cammino e di questo essere sempre, insomma, in movimento, mai arrivati? Però in realtà mi sembra a me che proprio la nostra generazione sta riscoprendo i cammini e ne fa fede non soltanto il moltiplicarsi di cammini ovunque nel nostro paese, cammini legati alla dimensione esplicitamente religiosa, ma anche cammini legati alla storia. Io per esempio sono del Lazio ed ero prima nelle zone del terremoto, lì hanno inventato un cammino delle terre mutate che attraversa l'Appennino. Perciò direi che il cammino è oggi invece una forma di cura che ciascuno si riserva, perché camminare è ciò che ci aiuta a rientrare in noi stessi, ci aiuta anche a meglio carburare con le nostre idee. Non a caso gli antichi erano i filosofi peripatetici, quelli che hanno introdotto una lettura della realtà più legata all'osservazione diretta. E camminando piuttosto che viaggiando in moto, in macchina, peggio ancora in aereo, non si ha la possibilità di questo contatto diretto. Perciò il camminare è invece, a mio parere, una sorta di simbolo di questa nostra generazione, anche perché finché si cammina c'è vita. Il problema è che quando non si cammina più vuol dire che già qualcosa si è interrotto. Che cosa allora chiedere alla Vergine in questo tempo di profondo cambiamento e a volte anche un po' di incertezza? Di avere la sua stessa capacità di saper rischiare, perché lei ha fatto un viaggio che non era precisamente una passeggiata di salute. Pare che fossero circa 120-150 chilometri che separavano, diciamo così, Nazareth da Encarine vicino a Gerusalemme, e probabilmente ha affrontato anche dislivelli altimetrici, ma tutto questo ha fatto esponendosi di persona, al tempo stesso avendo un contatto più diretto con la realtà e con chi si incontrava. Perciò dobbiamo riprendere da Maria questa sua abilità che espone, ma al tempo stesso ci mette anche nella condizione di cogliere più direttamente il mondo che ci circonda. Lei viene da Verona in questo momento, che ha dato in Italia la stessa esperienza che viviamo noi a Chiavari con Telepace. Siamo forse accomunati anche da un momento di difficoltà in cui ci guardiamo intorno e ci chiediamo come recuperare lo stimolo originario, insomma quel desiderio originario che ci ha portato a raccontare le cose del mondo attraverso la televisione. Lei come sostiene la sua Telepace? La sostengo pensandoci tutti i giorni e anche agendo concretamente. Dopo la morte di Don Guido Todeschini, ma anche prima che lui venisse meno, perché insomma negli ultimi mesi non era più il Don Guido delle origini. E tuttavia credo che la fatica di cui parla fa riferimento a un cambio che
che appartiene a tutto il mondo della comunicazione. Siamo passati dalle televisioni libere, dalle radio libere degli anni 70-80 a un contesto che ormai è profondamente digitalizzato. Tuttavia non è assolutamente estinta la televisione e credo che lo sforzo che dobbiamo fare è di integrare questo linguaggio televisivo di carattere generalista con alcune incursioni più di carattere digitale che meglio corrisponde soprattutto a quella che è la fascia delle giovani generazioni, ma ormai anche delle generazioni adulte. Si tratta ogni volta di integrare, perché i nuovi media non cannibalizzano i vecchi, ma in qualche modo li rimodulano e noi stiamo dentro questa rimodulazione, capito? Ora facciamo un passo indietro e ripercorriamo i giorni delle feste in onore di Nostra Signora dell'Orto e di Nostra Signora di Montallegro. Iniziamo da Chiavari e iniziamo con i primi che hanno reso omaggio a Maria, ossia i bambini che nel giorno del 1° luglio hanno portato i fiori e sono stati benedetti dal Vescovo. Un gesto di ringraziamento e una tradizione molto partecipata. In cattedrale a Chiavari si è rinnovato il rito dell'offerta dei fiori alla Madonna da parte dei bambini e delle bambine nella vigilia della festa di Nostra Signora dell'Orto. Sono in tanti, accompagnati da genitori e nonni, che spesso a loro volta hanno vissuto questo momento da piccoli. È una tradizione che i bambini offrono i fiori alla Madonna ed è una bellissima cosa, secondo me, è una tradizione vecchia che continua, speriamo che continui sempre. Sì, intendevo se per lei è una tradizione, ci viene da sempre. Da sempre, da quando ho i bambini piccolini, da quando mia figlia era piccolina, sempre. Da quando ho i miei nipoti è una tradizione. Ora quest'anno siamo senza gladiolo perché erano finiti, dove siamo andati abbiamo scelto un altro fiore, però sì, da quando ho i nipoti, se posso vengo tutti gli anni, una cosa bella. Che fiori avete scelto, se posso? Il Lisianthum. Questo. Da quanto tempo viene, da quanto tempo ci porta? 2 anni, da quando ho la prima nipotina, poi ho lui quasi 2, una che sta arrivando di oggi 5 mesi, quindi veniamo tutti con i nipotini, con 3 nipotini. Come mai tiene a questo momento? Tengo a questo momento perché la nostra storia, venivamo da bambini, portavo i miei figli e ora porto i miei nipoti. È una tradizione da sempre, è una bella cosa, cioè un modo per i bimbi di manifestare l'affetto alla Madonna. Come mai siete legati a questo gesto? Perché è una cosa bella, cioè, l'abbiamo sempre vissuta. È bello, poi sono importanti queste feste qua per Chiavari, effettivamente è una cosa importante che c'è stata un'apparizione proprio in questo luogo e quindi si fa anche tutta la novena di preparazione, in questi giorni c'è la messa alle 6 del mattino ed è vissuta, è partecipata, è bello. Il vescovo di Chiavari Giampiero De Vasini ha interagito con loro spiegando l'importanza di questo gesto, ha poi benedetto i fiori e ha donato loro un piccolo ricordo in legno. Fino al 3 luglio sotto al Prono è presente un banco della società operaia Nostra Signora dell'Orto per raccogliere offerte che saranno usate per i lavori di manutenzione della cattedrale. Vanno a beneficio della cattedrale per i restauri che sono tanti e le spese capite bene che sono molte. Noi cerchiamo dato che non c'è più un negozio, e allora esponiamo gli oggetti che ancora sono rimasti e alcuni li hanno, quelli del posto, ma ci sono forestieri che passano, turisti magari, e spieghiamo e acquistano abbastanza. E ad aprire i festeggiamenti in onore di Maria sono state le persone più fragili che si sono recate in pellegrinaggio nella cattedrale chiavarese di Nostra Signora dell'Orto. Il vescovo, Monsignor Giampiero De Vasini, ha celebrato la messa per gli anziani e gli ammalati. Abbiamo bisogno di occhi di fede, capaci di intercettare come ancora Dio è all'opera nella storia.
Sono gli occhi di Maria, quelli che vedono la mano di Dio nella storia a dare all'uomo quella consolazione di cui ha bisogno. Parte da una strofa dell'inno a Nostra Signora dell'Orto, il vescovo di Chiavari, nell'omelia della messa per gli anziani e gli ammalati celebrata in cattedrale nel giorno della vigilia della festa alla patrona della diocesi. Nella vita di ciascuno la desolazione ha tanti nomi: malattia, età, lutti, fallimenti. Ci sono delle situazioni di desolazione nella nostra vita, rispetto alle quali non basta una pacca sulla spalla, non basta l'ascolto di qualcuno, non basta neppure la parola buona di qualcuno, perché sono delle desolazioni profonde. Ma c'è uno sguardo che porta alla consolazione di fronte a tutto questo, ha spiegato Monsignor De Vasini, quello di Maria, che deve diventare quello dell'uomo e della donna che si fanno prossimi a chi sta vivendo questa condizione, quello che ci mostra la verità di Dio, che fa capire come possiamo essere guardati da Dio e ci fa vedere noi stessi in modo rinnovato. Ci sono delle situazioni di ansia, di paura, di fallimento che si dissolvono soltanto quando riceviamo questo sguardo di fede, e allora troviamo un po' di pace. Oggi il mondo vive tanti tipi di desolazione, ha proseguito Monsignor De Vasini, quella dei conflitti, dello smarrimento sociale, quella di chi ha perso il lavoro, la casa o la propria terra come immigranti, quella legata alle preoccupazioni economiche o per l'educazione dei figli, desolazioni che gli occhi pieni di fede di Maria insegnano invece a curare, ha concluso il vescovo. Chi è consolato così come Maria diventa capace a sua volta di consolare allo stesso modo le sorelle e i fratelli, qualunque sia la desolazione che portano nel cuore e nella vita. Il vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguinetti, chiavarese d'origine, è tornato nella nostra diocesi per celebrare le feste patronali in onore di Maria. A Chiavari ha presieduto i primi vespri in onore di Nostra Signora dell'Orto la sera del 1° luglio. Il 2 luglio alle 6, nella memoria dell'apparizione della Vergine nel 1610, l'arcivescovo di Genova, padre Marco Tasca, ha presieduto la Santa Messa. Il 2 luglio 1610, alle prime luci dell'alba, il giovane Sebastiano Descalzo scorge l'immagine della Madonna nei pressi dell'Orto del Capitano, dove qualche anno prima era stato dipinto il ritratto della Vergine a salvaguardia della città di Chiavari. Ogni anno questa data richiama quell'evento che segnò la storia della città e che ancora oggi porta ad elevare lo sguardo per intercettare il volto di Maria custodito nella chiesa cattedrale. Nei primi vespri, presieduti dal chiavarese Monsignor Corrado Sanguinetti, vescovo di Pavia, è stato posto l'accento proprio sul grande mistero che la Madre di Gesù ci invita a contemplare. Maria, per la Chiesa e per il mondo a volte un po' distratto e confuso, è la memoria vivente della incarnazione. In un mondo talvolta distratto è necessario riportare Cristo al centro. E forse ai nostri tempi l'eresia più sottile è quella che riduce il cristianesimo a un insieme di valori, tutti nobili e alti, ma spesso affermati come se fossero staccati e recisi da Cristo, dall'adesione di fede e di amore a Lui. Questo richiamo è stato ripreso anche nella celebrazione dell'alba del 2 luglio da padre Marco Tasca, arcivescovo di Genova, che ha esortato i fedeli a riconoscere la presenza del Signore nella propria vita. Credo che sia un bel regalo che ci hanno fatto i nostri padri e le nostre madri. Hanno vissuto un'esperienza che ha segnato la loro vita, certamente. Questo incontro con Maria in maniera miracolosa e ha segnato la loro vita. Allora come non ricordare i fatti che segnano la nostra vita, i fatti religiosi, i fatti di ogni giorno, tutto quello che ci succede ci segna, ma è bello riconoscere che in tutto questo c'è la presenza del Signore. E allora credo che questa bellissima festa ci ricordi che il Signore ci accompagna, che il Signore è con noi e la presenza di Maria ci rassicura e ci dà la certezza che questo è proprio vero. E anche il fatto che tanta gente partecipi a questo momento significa che la memoria è viva, che vogliamo portare avanti un qualche cosa che i nostri padri ci hanno donato e che noi vogliamo accogliere con fiducia e con fede.
Lei ha portato l'esempio di Maria come la donna che ha accolto nella sua vita il Signore, anche di fronte ad un'incertezza, non le ha dato delle sicurezze. Oggi che difficoltà si incontrano nel lasciare che Dio entri nella nostra vita? Credo che davvero la fatica più grossa sia quello di non percepire che è bello affidarsi a qualcuno. Forse tutte le fatiche che stiamo vivendo a livello sociale, a livello di relazioni, a livello di situazione mondiale, portano paura, e questa paura sappiamo che è la madre di tutti i nostri problemi. Ed allora credo che sia veramente bello oggi il prendere come esempio Maria. Si è fidata, questa parola fidarsi pare che oggi sia impossibile, non sia una parola realistica, pare che sia una parola di altri tempi, ma credo che l'elemento fondamentale anche delle nostre relazioni è il fidarsi l'uno dell'altro. E Maria ha fatto questo e ci insegna questo, e credo che sia una bella grazia da chiedere al Signore attraverso l'intercessione di Maria di crescere nel fidarsi l'uno verso l'altro, perché questo crea fraternità, crea comunità, crea gruppo per affrontare le inevitabili fatiche della vita. Chiavari e Genova sono unite anche da questa devozione mariana che le contraddistingue. C'è qualche affidamento particolare per le nostre diocesi, per la nostra Liguria, da mettere nelle mani di Maria in questo tempo che stiamo vivendo? Ma io credo che l'affidare a Maria la nostra situazione, cioè sentire che siamo in un momento difficile e pare che non si veda uno sbocco, non si veda una luce alla fine del tunnel. E allora credo che sia una grande grazia da chiedere a Maria, al Signore, attraverso l'intercessione di Maria, di essere uomini e donne di speranza, che non vuol dire che tutto andrà bene, ma vuol dire con la sicurezza che non siamo soli, non soltanto con l'accompagnamento del Signore, ma anche tra di noi, le nostre relazioni, curare le relazioni. Credo che sia la più grande sfida che oggi siamo chiamati a fare nella nostra cara Liguria, curare le relazioni, perché così sapremo crescere, comprenderci e davvero camminare insieme per fare il bene comune di cui abbiamo tanto bisogno. E nella giornata del 2 luglio la Santa Messa Pontificale nella cattedrale chiavarese dedicata a Nostra Signora dell'Orto è stata presieduta dal Vescovo della Diocesi di Chiavari, Monsignor Giampio De Vasini. Hanno assistito le autorità cittadine. Una cattedrale piena per la solenne messa pontificale del 2 luglio, giorno in cui Chiavari festeggia la sua patrona Nostra Signora dell'Orto, un momento sentito per credenti e non. A presiederla il Vescovo di Chiavari, che ha ripreso le letture del giorno. Nell'omelia Monsignor De Vasini ha parlato della solitudine, una condizione sempre più diffusa. Cita il poeta John Donne nella sua frase «Nessun uomo è un'isola», spiegando che alcuni muretti siano necessari per custodire l'intimità personale, impedire di violarla a chi non ne ha diritto e coltivare le proprie attitudini. Una solitudine buona e cercata per presidiare la profondità individuale. Questo però non significa che bisogna rischiare di cadere nell'isolamento, quella solitudine che porta al narcisismo e a tagliare i contatti. Sono tanti i segni dell'isolamento e del narcisismo, prosegue De Vasini, con indicatori sociali che segnalano come siano sempre più diffuse tra i giovani. Occorre perciò moltiplicare i ponti. Occorre cioè che ciascuno di noi utilizzi le proprie risorse non solo per costruire i muretti che custodiscono la solitudine buona, ma anche per costruire i ponti che vincono la solitudine cattiva, che vincolano l'isolamento. In questo modo, pur essendo isole, saremo collegati tra di noi e diventeremo una città ancor più abitabile. Secondo il Vescovo è l'amore che riesce a cementare le pietre che tengono insieme i ponti. Le pietre che formano un muro non necessitano di molto cemento perché la forza di gravità ne favorisce la coesione e la saldezza. Le pietre che formano un ponte invece hanno bisogno di tanto cemento perché altrimenti tendono a cadere. Dove si fa spazio per l'amore, naturalmente si crea anche spazio per il dolore. Questo processo è comunque sano e fisiologico, sintomo di buone relazioni. L'indifferenza, al contrario, è segno di rapporti inconsistenti e freddi. Chi decide di amare davvero, coinvolgendosi nella esistenza di altri, si prepara dunque anche a soffrire di più, ma sa
che ne vale la pena. Siamo fatti per la relazione, conclude De Vasini, siamo messi al mondo per amare, tutti, credenti e non credenti, quando ascoltano l'intimo del loro cuore sentono che la vita si svela e si ossigena amando e che invece si inaridisce e si avvelena chiudendosi nel proprio guscio. A Rapallo la città è in festa per la patrona Nostra Signora di Montallegro. Come sapete, i festeggiamenti sono preceduti dalla lunga novena dell'alba che inizia con l'apertura del santuario alle 3:30 del mattino e la celebrazione della messa ogni giorno. Tantissime le persone che salgono al santuario per raccogliersi in preghiera di fronte a Maria e sono stati i giovani, come da tradizione, a chiudere il tempo della novena. La novena dell'alba al santuario di Montallegro si conclude il 1° luglio con il pellegrinaggio dei giovani che da Rapallo salgono sul colle per rendere omaggio a Maria e al tempo stesso affidarsi alla sua protezione. Un rito sentito, partecipato, che apre simbolicamente ad un orizzonte di speranza. È sempre significativo il fatto che si chiuda un percorso anche di novena guardando a quello che è il futuro della città, no? Quindi ai ragazzi. Loro, in base a quelli che sono i loro impegni di lavoro, chi di studio, chi fa l'università, cercano di ritagliarsi questo tempo, sono contenti di farlo, qualcuno sale in motorino, qualcuno a piedi, qualcuno in macchina, ma l'importante è portare il proprio cuore lassù, là dove c'è la casa di Maria, là dove sappiamo che siamo accolti, ascoltati e credo che stamattina davvero siano state tante le preghiere di affidamento che sono arrivate lì. Penso ciascuno porta un po' la propria vita con le proprie fatiche, ma anche le proprie cose belle, no? che sperimenta, i propri piccoli traguardi di studio, di lavoro, di relazioni, di amicizia, che vivono, e quindi questo è bello, che possono essere condivisi, che dalla città possano salire in alto per essere affidati a Maria e quindi al cuore di Dio poi. Com'è la realtà giovanile rapallese? Ma a Rapallo, come un po' in tutta la Liguria, la realtà è prevalentemente anziana, quindi ci sono i nonni che trascinano un po' la realtà e la vita della città. I giovani ci sono abbastanza attivi, però è una presenza, forse potremmo vederla con l'immagine evangelica, un po' del lievito, no? Inserito nella pasta, poca cosa magari agli occhi del mondo, agli occhi della città, però con la loro passione, la loro vivacità riescono a far fermentare, no? il tessuto quotidiano, il tessuto sociale della nostra realtà. La messa è celebrata dai parroci di Rapallo e da quelli originari della città. A presiedere la liturgia l'arciprete della Basilica, Don Stefano Curotto, che nella riflessione ha preso spunto da una frase di San Carlo Acutis. Sono felice di morire perché ho vissuto la mia vita senza perdere alcun minuto in cose che non piacciono a Dio. È la fede che mi può aiutare, a vivere il morire in un altro modo, perché mi aiuta a vivere in un altro modo, perché mi aiuta a comprendere che la mia vita è benedetta. E allora lo sguardo di Carlo forse era uno sguardo di continuità. Alla vigilia delle feste di luglio ai ragazzi della pastorale giovanile rappallese è giunto un messaggio prezioso dalla segreteria di Stato Vaticana. Il Papa, al quale Don Tommaso Mazza aveva consegnato personalmente una lettera in cui i giovani esprimevano il loro affetto, ha risposto invitandoli ad avere l'audacia di vivere in pienezza, senza lasciarsi appiattire dalle apparenze e dalle mode. Ognuno, scrive Papa Leone, è una stella e insieme siete chiamati a orientare il futuro. E come sempre la mattina del 1° luglio, terminata la novena al santuario mariano che domina la città, la comunità rapallese si è radunata nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio per il tradizionale rito della messa in cassa. L'incoronazione della Vergine, presieduta anche quest'anno dal vescovo di Chiavari, Monsignor Gianpio De Vasini. Vediamo.
Rapallo dà una connotazione personale ai riti che caratterizzano i momenti culminanti delle feste patronali. Uno di questi è l'intronizzazione della statua di Maria, che avviene il giorno del 1° luglio nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, a conclusione della novena delle Sette. Da alcuni anni questa celebrazione è presieduto dal vescovo della diocesi. È stata un po' una scelta, perché in maniera tale che il nostro vescovo diocesano, che poi è impegnato anche a Chiavari, possa essere maggiormente presente nelle feste nostre. E quindi è da qualche anno che celebra l'ultima messa della novena delle 7 del mattino, e quindi poi è lui che incorona la statua di Maria, che è un segno appunto di affidamento, no? di Maria del nostro territorio, ecco. Ed è molto sentito, molto partecipato, quindi la presenza della statua al momento in cui viene collocata sopra l'arca, le persone più cresciute dentro la nostra città l'avvertono tantissimo, ma anche oggi la chiesa infatti era piena, ecco, di persone, ecco. In questo tempo che stiamo vivendo ci sono delle preghiere particolari da affidare all'intercessione della Madonna per le nostre comunità, in particolare per la comunità rapallese? Sì, nel senso che chiaramente è anche un'esperienza molto personale, quindi c'è un rapporto molto personale, quindi ognuno porta le questioni, le domande, le personali, ma poi certamente è un affidare la nostra città che è inserita nel mondo, quindi noi viviamo un pezzettino di tutte le dinamiche che esistono nel mondo, quindi le dinamiche legate al lavoro, legate alla casa, legate all'integrazione, legate alla fede stessa in realtà, perché poi è un tempo anche in cui la Chiesa, ecco, conosce un momento così di travaglio, e quindi per noi anche avere questo momento è un momento prezioso, no? Dove siamo maggiormente vicini un po' all'ispirazione, alla sorgente, no? E quindi chiedere illuminazione, ecco, discernimento. In parrocchia, perché io seguo la novena alle 7 del mattino qui in Basilica, è stata partecipata, e direi che è sempre un momento sentito e anche un momento bello di iniziare la giornata proprio con la preghiera, con l'invocazione a Maria. Noi abbiamo sviluppato un percorso partendo al mattino dal Vangelo del giorno, e invece la sera alle 18 invece ho invitato alcuni sacerdoti che sono responsabili di uffici di curia, e quindi per avere anche un po' un annuncio di fede da un punto di vista un po' del loro ministero, del loro servizio preciso che vanno. Sono venuti Don Maurizio, che hanno quindi dal punto di vista un po' della missione e dei giovani, sono venuti dalla pastorale della salute Don Mario e Don Mauro, e poi Don Marco Torre per il servizio alla pastorale familiare, ecco. E adesso mi pare un percorso interessante. I riti religiosi sono da sempre affiancati da quelli civili, con gli spari dei mascoli in passeggiata e il concerto del corpo bandistico Città di Rapallo, che dopo un giro per le vie del centro raggiunge il Palazzo Municipale per un omaggio alle autorità amministrative del territorio. È un momento davvero emozionante, è difficile da descrivere, e ogni anno ci sono sempre andata, da sindaco lo vivo ancora di più con emozione, il cuore batte forte. La riflessione che il vescovo Giampio De Vasini ha proposto ai fedeli rapallesi ha preso spunto dal Vangelo, in cui emerge la figura di Maria, donna del sì. In questo atteggiamento, che la espone anche ad una situazione di pericolo, la Madre di Gesù testimonia la sua fiducia incondizionata in Dio, pur di fronte a qualcosa di non troppo chiaro. A differenza dei nostri lunghi processi di discernimento, Maria, nel momento in cui ha compreso che in gioco c'è il bene del suo popolo, quando ha intuito che quella parola è una proposta di Dio, si fida, anche se non è tutto chiaro. E nella
mattina del 2 luglio il vescovo di Chiavari, Monsignor Giampio De Vasini, ha raggiunto nuovamente la Basilica dei Santi Gervasio e Protasio nel cuore di Rapallo per celebrare l'Eucarestia nella memoria dell'apparizione della Vergine e ha pronunciato un'omelia che conteneva una riflessione dedicata ad un aspetto particolare dell'essere discepoli, ossia la politica. Amare Dio, ha detto il vescovo, significa amare la città, occuparsi del bene comune, difendere la dignità di chi non ha voce, costruire ponti invece di muri. La prima politica è la politica che nasce dalla gente che non ha potere, che ogni giorno tiene in piedi la città con le proprie mani, con la propria onestà e con la propria fede silenziosa. C'è poi la politica che nasce dal coraggio di chi non accetta che la violenza diventi un'abitudine, che l'ingiustizia diventi un destino, che la guerra diventi una notizia da dimenticare subito dopo la conclusione di un telegiornale. C'è infine la politica che sceglie di rappresentare gli altri non per un personale tornaconto, ma per servire il bene comune, non per vincere ma per costruire insieme, non per tenere lo sguardo sulle correnti ma sui volti delle persone. Infine il vescovo Monsignor Giampio De Vasini ha invitato a chiedere a Maria che fede, speranza e carità si traducano in vita concreta nelle scelte quotidiane. Nella mattina del 2 luglio il vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguinetti, ha raggiunto il santuario mariano di Montallegro per celebrare la Santa Messa. Maria sceglie luoghi elevati e chiede che siano costruite chiese in alto, perché per recuperare l'orizzonte della vita occorre salire, prendere le distanze dalle banalità e dalla superficialità in cui le giornate sono spesso intrappolate e dal clima spirituale che tende a spegnere l'inquietudine del cuore, l'ampiezza del desiderio e la grandezza della nostra magnifica umanità. Lo ha ricordato il vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguinetti, salito a sua volta al santuario mariano di Nostra Signora di Montallegro per celebrare la memoria dell'apparizione della Vergine sul monte che domina il golfo. Non siamo un ingranaggio nell'universo, siamo persone con un'anima immortale, ha aggiunto, una coscienza che si apre alla verità e al bene e un cuore che si apre a Dio come creatore. E forse tante forme di fragilità oggi evidenti sono segno di un vuoto e frutto di una concezione nichilista e senza speranza. Negare l'apertura al mistero e cancellare Dio dall'orizzonte, è stata la riflessione di Monsignor Sanguinetti, non è senza conseguenze né nella vita personale né in quella della società. Salire al santuario allora significa cercare di ritrovare il respiro pieno della vita come cammino, nella certezza che non tutto dipende dallo sforzo individuale e che la salita al monte è possibile perché è Dio stesso che scende, andando incontro ai suoi figli per innalzarli e per rendere possibile il loro percorso verso l'alto. Maria è il luogo dove la dinamica dell'incontro fra il desiderio dell'umanità e la sollecitudine di Dio si è fatta carne, perché in lei il mistero è diventato un bambino e poi un uomo che ha reso visibile il volto del Padre, ed è nel suo volto che ciascuno può scoprire se stesso e la propria magnifica umanità, ha aggiunto infine il vescovo di Pavia, citando l'espressione che titola l'enciclica del Papa. In una occasione tanto solenne quanto familiare, la preghiera invocata da Monsignor Sanguinetti è quella della Vergine che canta il Magnificat, la certezza che Dio compie grandi cose in chi semplicemente si riconosce suo figlio. E ora concludiamo ricordandovi che in occasione delle feste patronali di Chiavari e di Rapallo, il Museo Diocesano, che si trova proprio nella Curia Vescovile di Chiavari, ha riaperto al pubblico dopo i lavori di adeguamento e risanamento di alcuni ambienti interni. Sono stati giorni di apertura straordinaria e di visite guidate con prenotazione obbligatoria, ma le aperture proseguiranno ovviamente anche nel corso di tutto il periodo estivo. Sentiamo. Nel
cuore delle festività mariane in onore di Nostra Signora dell'Orto, il Museo Diocesano apre le porte offrendo ai visitatori l'opportunità di riscoprire un patrimonio di immagini e oggetti sacri che parlano di fede e devozione popolare. Il legame tra i chiavaresi e la loro patrona è raccontato dal secchiello per l'acqua benedetta decorato con l'immagine di Maria sullo sfondo della città di Chiavari, dalle corone auree che per secoli hanno impreziosito l'affresco venerato, dalla matrice in rame utilizzata per stampare le immagini devozionali che hanno abitato per generazioni le case delle famiglie chiavaresi, sino alla preziosa pisside e al calice donati da Vincenzo Costaguta, il mercante in seguito divenuto banchiere di Papa Paolo V Borghese, che è stato tra i primi devoti e tra i primi benefattori del santuario. Un insieme di opere che restituisce il volto di una devozione radicata e capace di attraversare i secoli, intrecciandosi con la storia della città e dei suoi abitanti, ma non solo. Durante le celebrazioni episcopali in cattedrale tornerà ad essere utilizzato il bastone pastorale di Fortunato Vinelli, donato dai chiavaresi al primo vescovo della diocesi. Si potranno prenotare visite guidate curate dai volontari del Museo Diocesano che accompagneranno gratuitamente gli ospiti alla scoperta delle collezioni, raccontando storia, curiosità e aneddoti sul valore storico, artistico e spirituale delle opere. Le visite guidate sono gratuite con prenotazione obbligatoria online tramite piattaforma Eventbrite. Terminate le feste patronali, il museo riaprirà con gli orari ordinari, sabato 16:30-18:30, domenica 10-12:30. Per gruppi di almeno 4 persone è inoltre possibile organizzare visite guidate anche nei giorni feriali su prenotazione. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.